che è il motivo base della costituzione del gruppo Partecipare Vittorio. E quindi modalità come la democrazia partecipativa, dove si danno degli strumenti in più ai cittadini per poter gestire direttamente le scelte amministrative del proprio comune, piuttosto che quello che ci spiegheranno i ragazzi legata alla progettazione condivisa, o comunque progettazione condivisa insieme ai cittadini, spostano proprio l'ottica dalla parte del cittadino. Si vuole con queste modalità costruire una coscienza critica nel cittadino, responsabilizzarlo e dargli la capacità poi in futuro di fare scelte che possano diventare anche autonome, indipendentemente dal gruppo politico che le propone. Si crea proprio una modalità diversa di visione della cosa pubblica e quindi non si sostituisce fondamentalmente un gruppo amministrativo ad un altro, ma si vuole principalmente fare in modo che il cittadino possa, con la propria testa e con le proprie capacità, decidere quasi direttamente del futuro della propria città. Non aggiungo tante cose, c'è con noi il professor Tempesta che ci parlerà poi di problematiche relative, e ci sono, a cui passo la parola subito, i ragazzi dello UAV che portano un esempio proprio di progettazione condivisa o comunque di questa tematica. Passo loro la parola. Grazie. Allora, prima di tutto ringrazio il gruppo di Partecipare Vittorio Veneto che ci ha dato l'opportunità di metterci alla prova e di essere qui a parlare. Ringrazio tutti voi per la presenza. Poi un'informazione così: fuori all'ingresso trovate dei brevi questionari, quindi se volete compilarli puoi rilasciarli così noi abbiamo già una base in questa settimana sulla quale ragionare, insomma. E niente, allora noi vogliamo introdurre il concetto di partecipazione. È un concetto che ormai in Italia o comunque in generale esiste già da parecchi anni. Si sente? Scusa. Sì? Esiste già da diversi anni, però è da poco che se ne sta parlando, e comunque se ne parla sempre con un'accezione così molto generale, tipo di sviluppo sostenibile, che sì, si sa che esiste ma non si sa realmente cos'è. E possiamo affermare che fino ad oggi, che possiamo considerare un punto di svolta per quanto riguarda la partecipazione, che è più o meno sentita, o comunque si inizia a sentire, insomma, fino a questo momento la pianificazione cos'era? Come possiamo vedere qui da questa citazione, era un disegno o una mappa o un piano per trasformare il territorio. Quindi i pianificatori o comunque l'amministrazione comunale, questo studio tecnico, disegnava una mappa e il territorio veniva trasformato in base alla mappa. Noi adesso dovremmo fare esattamente il contrario, dovremmo fare che la mappa diventa il disegno del territorio. Perché questo? Perché il territorio è l'uso che se ne fa. E chi è che fa l'uso del territorio? Siamo noi, siamo la gente, tutti quanti assieme. Queste si possono tradurre nelle pratiche d'uso quotidiane. Quotidianamente noi viviamo la nostra città, che in questo caso è Vittorio Veneto, e creiamo il nostro territorio. E questo, appunto, si può chiamare identità collettiva. Identità collettiva che si scontra con, cioè non è che si scontra, ma deve tenere in considerazione la globalizzazione. Qui si potrebbe aprire un bel discorso fra globalizzazione e identità collettiva. E comunque dobbiamo renderci conto che dobbiamo svilupparci localmente per poi fare parte della globalizzazione. Perché adesso c'è un problema che si sta creando fra economia e politica. Una volta si può dire che l'economia e la politica erano molto più legate di adesso, mentre adesso prevale assolutamente il lato economico delle cose a livello globale. Nel territorio cosa vuol dire? Che se qualcuno ha degli interessi su un determinato territorio, come Vittorio, che può essere anche la zona industriale San Giacomo, così,
può modificarla senza tenerne conto della politica, perché ha dei poteri economici, e quando gli va più bene andarsene e lasciare i problemi che ha creato alla politica che è legata al territorio. Quindi i processi territoriali devono essere inclusivi, come abbiamo scritto, che permettono la produzione sociale della città. Quindi noi come collettività e come comunità di Vittorio Veneto dobbiamo essere coesi e creare il nostro territorio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire partecipare, vuol dire creare il nostro territorio con le nostre conoscenze e confrontarci con tecnici, con anziani, comunque qualsiasi persona ha un sapere da mettere in gioco. E dobbiamo fare in modo che anche chi adesso si sente escluso dalla società o dalla comunità entri di nuovo a farne parte con i propri saperi. E questo è quello che... scusate. Ok, comunque questo è sostanzialmente il learning by doing, no? Un termine inglese che però vuol dire imparando facendo. Ed è questo che noi dobbiamo fare. Quindi proporre comunque all'amministrazione comunque associarci in gruppi, come sta facendo Partecipare Vittorio, che sta facendo una grande cosa, per fare sentire la propria voce. Ognuno di noi ha delle conoscenze da fare, si può dire che noi siamo tutti quanti dei colleghi di lavoro da questo punto di vista. Chi porta il suo sapere tecnico, come potremmo essere magari io, lui o altri qui presenti, e però deve interagire con chi ha del sapere tecnico alternativo al suo. Deve instaurare una sorta di fiducia, che questo potrebbe essere il problema che molte volte è contestato, il problema della partecipazione, che dicono vabbè, però alla fine è l'amministrazione che decide cosa fare e cosa non fare. Questo è un processo sociale, quindi di base ci deve essere una certa fiducia sostanzialmente. È vero, l'amministrazione comunale sì, è lei che decide alla fine, però quando c'è tanta gente che partecipa, allora lì sa che un po' le cose cambiano, insomma. Anche il decisore finale deve un attimo tenere in considerazione i vari punti di vista e le varie capacità che entrano in gioco, che è un po' il problema che c'è adesso con la questione del traforo, la questione della TAV, che ci vengono delle scelte dall'alto senza interpellare la cittadinanza. Anche qui a Vittorio, no traforo, ma non è che la gente sia contro il traforo, o magari sì, però nessuno ha chiesto a questa gente il proprio parere, e non è neanche stato dato modo a questa gente di interagire con l'amministrazione per fare delle scelte alternative che possono essere migliori, peggiori, poi sono da valutare su un tavolo sostanzialmente. Questa è la partecipazione. Adesso bisogna capire cos'è la partecipazione, perché partecipare e dove e quando, che nel dove e quando entriamo più nello specifico del caso di Vittorio. Allora, la partecipazione è tutto quello che è stato detto finora, e con delle parole più tecniche, una definizione più tecnica, significa rendersi consapevoli delle istanze urbane e avere un ruolo proattivo nei processi decisionali collettivi. Quindi, come già detto, tutti noi dobbiamo renderci co-progettisti del nostro territorio. E learning by doing è appunto quello che abbiamo detto, che ho detto finora. Quindi ognuno di noi ha delle conoscenze da mettere in campo che vanno ascoltate, integrate con altre e così via. Può essere che magari io da progettista lavoro, faccio un piano, destino certe aree di Vittorio, non so, ad aree agricole piuttosto che espansione. In realtà poi vengo a scoprire, parlando con gente che fa tutt'altro, perché magari fa il coltivatore da 50 anni, che certe aree non vanno assolutamente bene per essere coltivate. È un esempio stupido che però può rendere l'idea, insomma, di quello che è un esempio molto semplice. E perché partecipare? La domanda, che dire, rispondere a questa domanda non è facile, più che altro cercare di spiegare, di tentare di rispondere in un modo concreto. Diciamo che si può arrivare a una mezza risposta partendo da un cappello più generale che è quello dell'Unione Europea. L'Unione Europea
perché l'Unione Europea? Perché sostanzialmente di fatto è quella che in qualche modo gestisce le strategie urbane degli stati che fanno parte dell'Unione Europea e in modo scalare arriva fino alla dimensione locale. Per quanto molto spesso non ne siamo consapevoli, o magari lo siamo anche, però a volte ci dimentichiamo che è così e magari vogliamo far finta che non sia così. L'Unione Europea in qualche modo ha decretato già una decina d'anni fa una crisi di fiducia nelle istituzioni, quella che chiamano accountability, quindi una mancanza di corrispondenza tra quelle che sono le agende politiche degli stati e quindi di conseguenza delle dimensioni locali con quelle che sono le istanze dei cittadini, ed è arrivata ad elaborare, diciamo così, questo concetto che è quello di governance, che ha l'obiettivo, vorrebbe avere l'obiettivo e in qualche modo impone agli stati che fanno parte dell'Unione Europea di arrivare ad ottenere la coesione, quella che è chiamata coesione territoriale, cioè cercare di garantire ai cittadini lo stesso accesso alle risorse che una città ha da offrire. Questo perché anche le stesse amministrazioni locali chiaramente in quanto tali si pongono l'obiettivo di cercare di garantire un certo determinato livello di qualità di vita e la pianificazione urbana, quindi attraverso gli strumenti di regolazione degli usi del suolo ma anche la gestione dei servizi sociali, delle parti economiche, fa parte, è uno strumento indispensabile per cercare di raggiungere questo obiettivo. Sì, dove e quando? Questa cosa è più legata al territorio di Vittorio Veneto, adesso mi ha fatto un discorso un po' generale, dove parlando appunto prima di coesione, diciamo che il dove ricade sugli spazi pubblici, dove intervenire con la partecipazione. Quindi, non so, giardini, piazze, parchi. Noi con il gruppo di Partecipare Vittorio avevamo pensato di iniziare questo processo partecipativo da Ceneda. Come punto di riferimento abbiamo preso il parco e la Villa Papadopoli. E abbiamo intenzione di iniziare da qua anche con questionari prossimamente, anche nella piazza, al bar, così, per raccogliere un po' di informazioni e partiremo da qua. La nostra scelta è caduta su Ceneda perché discutendone appunto parlavamo di questa villa dismessa che prima aveva delle funzioni anche abbastanza importanti, adesso sta cadendo a pezzi. Il parco è tuttora utilizzato, d'estate fanno il cineforum o comunque è ben curato, quindi può essere un buon punto di partenza. Qui ci sono già delle associazioni, no, a favore del mantenimento di questa villa, poi ho saputo che sono stati dei bandi per venderla, così. Quindi avevamo deciso di partire da qua, anche se l'idea è poi di portare il processo partecipativo su tutta l'area di Vittorio. Questa cosa poi vedremo dopo nella presentazione in che modo farla. Comunque l'idea è un attimo di espanderci, anche se partiremo da Ceneda. Quando in momenti di crisi economica, sociale e ambientale, che è un po' delle problematiche che ci sono adesso, quelle che emergono maggiormente. Ok, alcuni strumenti, passo la parola. Sì, per passare a parlare proprio concretamente di come si potrebbe fare la partecipazione, tentando di renderla un po' più tecnica possibile, cercando di guardarla dal punto di vista un po' più tecnico. Ci sono tantissime tipologie di strumenti che si possono utilizzare che nel mondo sono sviluppati più o meno profondamente, per esempio a partire da strumenti di carattere più analitico che si intrecciano anche con altre, che sono una confluenza di varie discipline, tra cui la sociologia, l'etnografia, una cosa molto uno strumento molto utilizzato anche dalla stessa Commissione Europea quando deve in qualche modo intervenire su determinati territori e cercare di capire quali sono le istanze e i problemi delle comunità che ci vivono, sono le mappe di comunità e quello che è chiamato più comunemente community mapping, che sostanzialmente è una mappatura delle problematiche che esistono nel territorio, che può essere un quartiere come può essere una città intera. Questo qua è un esempio di Nairobi, che è in Africa, in Kenya, dove hanno mappato tutta la città, meglio le parti più disagiate, oltre alla città intera,
attraverso un sistema molto semplice che permetteva alle persone, tramite anche un cellulare, di poter interagire con un server che è tipo Google Map e poter mettere ognuno la sua visione della problematica nel suo quartiere. I dati poi vengono elaborati e viene una sorta di intensità dei problemi per ogni zona, come si vedono dai numeri, semplicemente mostrano il livello di intensità, quindi questo dava all'amministrazione un sintomo, un primo segnale di dove i problemi erano più gravi, perché molto spesso sono problemi che sono sommessi, che non sono così evidenti, e questa cosa succede. È stata fatta per esempio anche in Italia, c'è stato un gruppo che ha strutturato un software simile nelle zone terremotate, e in modo tale che le persone individualmente, ciascuna persona potesse dire dopo nel post terremoto dove c'erano i problemi che per questa persona erano più importanti, e alla fine sostanzialmente si ha una mappatura di quelli che sono i problemi, ma è una mappatura che non è fatta da il tecnico a priori senza sentire le altre persone, ma è fatta direttamente dalle persone. Poi è chiaro che il tecnico ha le competenze per riuscire a rielaborare anche queste informazioni in forma molto più semplice. Mi pare che questa mappa sia abbastanza semplice. Un altro strumento che è di carattere più gestionale, che si sta diffondendo sempre di più, di cui io ho avuto la fortuna anche di poterci lavorare per un po' di mesi, è la questione dei bilanci partecipativi, che invece è un altro modo di fare partecipazione e che ha a che vedere con la gestione economica dei bilanci comunali. Quindi come potete vedere dalla mappa è uno strumento che si è espanso, questa mappa è del 2010 e adesso ancora di più, in tantissime parti del mondo, e sostanzialmente consiste nell'organizzare degli incontri tra le amministrazioni e i cittadini per stabilire in che modo suddividere il fondo economico che ha a disposizione l'amministrazione e in quali settori e come destinare le risorse. Questo è di carattere più gestionale. Di carattere più progettuale, che è quello che più ci compete, che è quello a cui vorremmo arrivare a fare, sperando, qui a Vittorio, sono altri strumenti che usano invece il disegno e la progettualità per cercare di fare dei progetti con gli abitanti in determinati punti della città, che possono essere più o meno grandi, possono avere distanze più o meno profonde, problemi più o meno grandi. Si organizzano degli incontri, possono essere per esempio la charrette. Questa è una charrette a cui io ho partecipato con lo IUAB a Milano, che ha avuto un grande riscontro. È nata come un movimento locale dal quartiere Isola, che è un quartiere di Garibaldi, vicino alla stazione Garibaldi, un quartiere storico di Milano che ha una storia una storia molto antica, era un quartiere operaio, poi è stato soggetto a dinamiche di immigrazione molto forte. Adesso che ci sono delle rivoluzioni in atto, nel senso che la stazione Garibaldi stanno costruendo molti grattacieli, quindi c'è una trasformazione del territorio molto forte, gli abitanti della zona del quartiere si sono uniti per cercare di capire le aree di frangia che rimanevano staccate dai progetti di trasformazione più ampia, come cercare di migliorarli, come cercare di tutelarli. Quindi sono organizzati, questo per esempio era stato fatto in 3 incontri, in 3 sabati, dove c'erano degli architetti che erano sia studenti che architetti professionisti. In questo caso c'erano anche architetti abbastanza famosi di Milano, abbastanza importanti e che hanno un'esperienza abbastanza grande, e quindi questo è un esempio proprio dell'unione tra il tecnico e l'abitante. Gli architetti sono messi a un tavolo e hanno disegnato pezzi del quartiere a gruppi con gli abitanti del quartiere stesso, e da quelli che sono venute fuori più proposte progettuali per lo stesso quartiere o per più quartieri. Questa cosa adesso sta continuando e pare che l'amministrazione abbia sentito questa voce, perché questa voce è arrivata tramite dei disegni che sono poi stati presentati all'amministrazione, e pare che adesso ci sia, inizialmente non c'era un dialogo con l'amministrazione, adesso invece c'è un dialogo che è stato possibile attraverso uno strumento che è quello progettuale. Un'altra tecnica, quella del planning for real, quindi è quella invece che utilizzare il disegno, utilizzare i modelli, quindi plastici, quelli che gli studenti di architettura fanno tutti i giorni, per immaginare allo stesso modo il quartiere, il futuro del quartiere come potrebbe essere, invece che attraverso un piano, attraverso un disegno con la matita, attraverso un plastico.
Un plastico, per esempio, questo è un altro che è stato fatto nel comune di Comacchio, a cui ho partecipato anch'io al tempo come studente, dove gli studenti avevano predisposto il plastico, quindi gli studenti erano stati coinvolti in questa cosa, quindi volendola guardare anche da un punto di vista educativo c'è la possibilità in qualche modo di far uscire gli studenti dall'università e di collegarli, di buttarli direttamente nelle problematiche del territorio, perché anche questo è un altro problema dell'università, un problema nostro, che noi per esempio abbiamo finito l'università da poco e abbiamo un distacco molto forte con quello che è la realtà progettuale. Questo è un modo per unire e buttare gli studenti, da un lato per unire gli studenti alla realtà, dall'altro ai cittadini di poter partecipare ai progetti degli studenti. Quindi gli studenti avevano preparato questo plastico, che è lo stato di fatto. Quelli che vedete sono edifici, è un'ortofoto con degli edifici molto semplici, e sono state predisposte delle bandierine che sostanzialmente sono delle tematiche che sono derivate da un periodo di interviste precedente, e sono delle tematiche che è emerso dalle interviste che è molto simile al questionario che abbiamo distribuito, che sono apparse quelle più importanti per i cittadini. Sostanzialmente si ha questa grande immagine al futuro di questa, non è un disegno, ma è una mappatura delle tematiche che le persone vedono nel futuro. Per esempio c'è il chiosco, c'è nuovi canali perché lì c'è il fiume vicino, ci sono le farmacie, i parcheggi, c'è una mancanza di parcheggi, quindi la gente passa e mette la bandierina dei parcheggi, quindi in realtà poi questo modello è stato trattato in numeri ed è venuto fuori un grafico a torta che, non so, adesso non mi ricordo, ma che l'istanza, la problematica, la necessità che più era sentita dai cittadini erano i parcheggi, per esempio. Quindi già quello lì era un punto di partenza per un progetto invece più tecnico sulla carta da tenere in considerazione. Un'ultima cosa che poi vi mostro, che poi vi sto già annoiando, è un'altra tecnica che è il Research by Design, che è una cosa in cui sono stato coinvolto direttamente, che è stata fatta a Lisbona in una periferia molto degradata, dove sostanzialmente ha tutto un altro carattere, cioè è un carattere puramente materiale. Il progetto è fatto direttamente nel posto ed è attuato tramite microinterventi. Si sono presi degli spazi pubblici, in questo caso non degradati, ma possono anche essere spazi pubblici per esempio sottoutilizzati, spazi di frangia che solitamente non si utilizzano ma che in realtà potrebbero tornare ad avere una valenza funzionale molto forte, o che potrebbero essere una scintilla che può dare origine ad altre cose. E si sono sostanzialmente costruiti degli elementi di arredo urbano. Nel tempo qua abbiamo coinvolto anche le scuole, abbiamo coinvolto i bambini, abbiamo coinvolto anche professionalità come sociologi, come psicologi, perché noi stessi avevamo bisogno di altre professionalità, e hanno partecipato oltre ai bambini anche i genitori e anche i nonni, quindi c'è stato anche un discorso abbastanza intergenerazionale. E alla fine, adesso qua non si vede molto bene, ma lo spazio è stato riqualificato. Chiaramente abbiamo avuto l'appoggio di un'associazione locale, in questo caso era una Onlus, e si è nell'arco, è stato un processo abbastanza lungo, ma nell'arco di 4 mesi si è riuscito a riqualificare questo spazio con materiali temporanei chiaramente, ma questo è stato una scintilla, tanto non è vero che questo progetto ha poi vinto il premio per la Triennale di Architettura ed ha ricevuto dei fondi dall'amministrazione comunale di Lisbona per poi realizzare con materiali non temporanei ma duraturi nel tempo, perché noi abbiamo usato pallet dell'Ikea, abbiamo usato cose molto temporanee, quindi anche esteticamente non sono proprio il massimo, ma l'amministrazione stessa ha poi offerto dei soldi per riuscire ad avere un luogo pubblico fruibile e qualificato anche dal punto di vista dei materiali. Per finire, questa è solo un'ultima slide per fare un po' una panoramica del peso che la partecipazione sta assumendo. Ha assunto negli anni, specialmente in regioni come la Toscana e l'Emilia Romagna, che si sa hanno un po' più di predisposizione anche per un certo tipo di tradizione che è locale alla questione della partecipazione, che queste regioni obbligano i comuni a fare partecipazione nella redazione dei piani regolatori. Anche qua esiste, le osservazioni al piano esistono anche qua, però sono osservazioni che, come dire, più che altro privilegiano un certo tipo di interessi e attori che sono più forti di altri. Cioè, previsto sempre dalla legge regionale, sì, in
materia di governo del territorio è prevista la fase partecipativa e di concertazione, cosa che già è cambiata rispetto alla vecchia legge, insomma, che c'era per la creazione di piani. Però ancora non siamo ad un livello partecipativo, cioè sono un po' le solite osservazioni che si fanno, chi ha bisogno dell'ampliamento o così, sono pochi quelli che realmente partecipano attivamente al processo di governo del territorio per il disegno di un nuovo parco, insomma. Poi sfortunatamente l'Emilia Romagna e la Toscana hanno avuto anche terremoti o comunque catastrofi, come diceva prima anche lui, hanno sviluppato, e secondo me questo è un sentore, che hanno sviluppato la partecipazione anche per ridurre i costi dell'amministrazione. Quando uno va in giro e comunque segnala all'ufficio tecnico o comunque a chi di dovere che ci sono dei problemi e lì c'è da intervenire, c'è un aiuto che tu dai all'amministrazione, se arriva in giro, insomma, pare da sola tutte le cose. Sì, quello che ci interessava sottolineare per concludere è che in realtà azioni di partecipazione tramite microinterventi come quello che abbiamo mostrato della costruzione di elementi di arredo urbano in realtà possono essere dei punti di partenza che possono essere anche attraenti sia per l'amministrazione che per la stessa Commissione, per riuscire ad accedere a bandi della Commissione europea in modo tale che diventino dei progetti di più ampio respiro e anche di dimensione e anche in termini proprio territoriali molto più grande. Questo è giustificato anche in vista delle politiche di coesione in cui stiamo entrando, 2014-2020, che hanno destinato il 5% dell'EFSPESR che è il Fondo Sociale per lo sviluppo urbano sostenibile. C'è addirittura un'agenda che si chiama Sviluppo Integrato di tipo partecipativo, che prende in carico in qualche modo quello che erano i vecchi GAL, cioè i gruppi di azione locale. La metodologia dei GAL è una metodologia che ha funzionato e tuttora funziona, di partecipazione in ambito rurale, quindi sono i contadini sostanzialmente che si mettono insieme, creano dei gruppi formalizzati per cercare di gestire il proprio territorio e accedono a fondi dell'Unione Europea attraverso la costruzione di questi gruppi che sono propriamente formalizzati. Questa a maggior ragione perché i fondi che arrivano alle regioni più sviluppate, quelle che siamo noi, almeno per la Commissione Europea rispetto agli altri stati, per esempio Portogallo, che sono meno sviluppati, sono in diminuzione, quindi l'aumento di capacità decisionale delle singole amministrazioni è in qualche modo sempre più necessario, e l'aumento della capacità decisionale significa anche, non è solo dell'amministrazione, perché l'amministrazione è un organo eletto, ma sono i cittadini che eleggono l'amministrazione, per cui i diritti e i doveri ci sono un po' da entrambe le parti in qualche modo, quindi la partecipazione può essere un modo per riuscire ad accedere dei fondi se ben strutturata, come quello che noi vorremmo fare qui, è riuscire ad attivare dei microprocessi per poi riuscire addirittura, magari sperando, a scrivere dei bandi da presentare poi, scrivere dei progetti da presentare per dei bandi e riuscire a realizzare qualcosa di concreto. Noi pensavamo magari di partire da un'analisi etnografica, quindi parlare con le persone e capire quali sono le problematiche, per poi pensare a degli eventuali incontri dove magari il luogo che risulta più sentito dalle persone e quello su cui si vorrebbe più un progetto, riuscire poi a farlo realmente tramite disegni. Basta. Comunque l'idea è partire da Cenere, diciamo, però anche Vittorio, come ha fatto vedere lui anche Lisbona, ok, quelle sono aree degradate che sono un po', non riguardano la nostra realtà, però sono anche un sacco di aree dismesse in centro, tutte quelle fabbriche lungo il Messio che se venissero un attimo riprese in considerazione, non dico ristrutturate, farci i loft, la gente, i soldi, però dei microinterventi con i ragazzi dell'artistico o comunque ripensare anche dei piccoli atelier di architettura, visto che qua ce ne sono parecchi che vengono da Vittorio, e poi magari possibilmente anche prendere in considerazione un collegamento con l'università per fare dei laboratori che vengono fatti annualmente per delle riqualificazioni urbane. Noi facevamo pianificazione all'università o per i nuovi architetti, insomma, quindi avere delle idee sempre nuove per invogliare sia i ragazzi che studiano architettura a mettersi a confronto col proprio territorio, che
l'amministrazione o comunque gruppi come Partecipare Vittorio ad andare avanti, perché è anche un riscontro delle proprie azioni, insomma, quindi ben venga. E basta, noi abbiamo finito. Sì. Sì, chiudo velocemente. Così si responsabilizza la popolazione, così si crea una cultura diversa sul territorio, perché la gente partecipa direttamente alla crescita del proprio territorio. Così soprattutto si crea una cultura delle persone che permetterà in futuro un assetto democratico migliore. Un'idea che potrebbe essere agganciata a quello che hanno proposto i ragazzi è quello di un concorso nazionale di progettazione di zone ben precise di Vittorio Veneto, da rivolgere con questa modalità partecipativa, diciamo come prerequisito di entrata, ed utilizzare poi questi progetti, perché come dicevano i ragazzi la Comunità Europea finanzia anche soprattutto queste modalità attualmente, utilizzare questi progetti in maniera reale. E se questo diventasse poi non un momento unico, ma diventasse poi ogni anno una serie di cose che si ripetono, potremmo creare anche una continua partecipazione dei cittadini al proprio territorio. Come effetto collaterale, ma secondo me significativo, è che si ricrea anche un concetto di comunità, perché i cittadini che partecipano si sentono partecipi anche di una comunità, perché sono invogliati a farlo, e quindi è comunque anche da questo punto di vista un aspetto positivo. Passo la parola ad Alessandro adesso. Sì, buonasera a tutti, scusate, siamo in ritardo nel senso che abbiamo avuto un contrattempo con uno degli ospiti, ossia Marco Boschini, che è referente nazionale della rete dei comuni virtuosi, che purtroppo aveva un problema meccanico con la macchina e diciamo è stato a terra, a piedi, e non è potuto venire. E quindi siamo riusciti in qualche maniera comunque, lui ha registrato un video intervento di 15 minuti che mi ha appena inviato, infatti sono arrivato adesso per questo motivo, che vi faremo vedere dopo l'intervento del prossimo ospite. Il prossimo ospite, come avete visto sulle locandine, è il professor Tiziano Tempesta dell'Università di Padova, del Dipartimento TESAF, che è Territorio e Sistemi Agroforestali, che farà un intervento. Io ho avuto modo di conoscerlo e ascoltare un suo intervento molto interessante in occasione di un convegno alla Fondazione Benetton a Treviso, dove si è discusso appunto di cittadinanza attiva e quindi partecipazione della popolazione nell'ambito di quella che è anche la gestione del territorio e del paesaggio veneto. Quindi io lascio volentieri la parola al professor Tiziano Tempesta, che vi illustrerà e spiegherà bene tutti questi concetti che ritengo fondamentali per una gestione della città. Vi ringrazio. Va bene, buonasera innanzitutto, anzi buon pomeriggio, scusate. Dunque, allora facciamo partire la presentazione, poi io sono mezzo cieco da vicino, dovrò usare vari paia di occhiali, speriamo di vedere questa cosa. Sì, vediamo se io vedo bene anch'io. Sì, io da mio che non so perché non c'è che non lavoro, mai sì, deve essere vabbè. Benissimo. Sì, scusate, io non farò una relazione forse mirata su Vittorio Veneto, anche se a dire il vero in realtà io quando ero un bel po' più giovane di adesso ho partecipato alla redazione di un piano regolatore di Vittorio Veneto e mi sono occupato del paesaggio, del territorio agricolo, perché io sono un economista agrario, anche se poi mi occupo specialmente di pianificazione del territorio. E mi sono occupato anche dell'analisi del paesaggio rurale e agrario di Vittorio Veneto, tra l'altro che aveva e ha ancora degli elementi di grandissimo interesse culturale, probabilmente poco noti, poco conosciuti, che sicuramente andrebbero valorizzati per quello che sono. Bene, detto questo, però in realtà io non parlerò di Vittorio Veneto, farò un discorso molto di carattere generale. Molto di carattere generale perché vorrei arrivare
giocare a supportare la necessità della partecipazione attiva con una considerazione su quello che sta in realtà accadendo ai processi decisionali a livello nazionale, regionale, comunale e così via. Prima giustamente chi mi ha preceduto ha accennato al fatto che una volta c'era l'economia, c'era la politica e tutto sommato c'era un bilanciamento tra le due cose, tutto sommato forse. Attualmente la politica sicuramente ha perso molto peso e invece quello che ha preso particolare rilevanza è l'economia, cioè tutto quello che riguarda la sfera del produrre è diventato assolutamente preponderante. Secondo me se non partiamo o se non cerchiamo di capire cosa è successo, cosa sta succedendo a questo livello, probabilmente non capiamo neanche le dinamiche locali, non capiamo le forze in gioco, non capiamo qual è lo scontro, purtroppo a livello territoriale ci si trova a dover far fronte. Bene, detto questo, ripeto, faccio un discorso di carattere generale sul Veneto. Innanzitutto partiamo dal presupposto, dicevo Vittorio Veneto pensate nel piccolo Vittorio Veneto, vi dicevo, dal punto di vista del patrimonio culturale, poi tornerò qui, ma pensate cos'è, insomma, è un centro che ha una storia millenaria, di origine romana, ha due insediamenti storici completamente diversi, perché Cena come sapete, la sede vescovile, mentre la sede del potere civile era Serravalle, e ha un paesaggio delle colline attorno che non solo è molto bello, anche se peraltro molto degradato a seguito dell'abbandono, ma le sue caratteristiche sono testimoniate da opere che partono dal Cinquecento, da perticazioni di epoca veneziana. Cioè, voglio dire, siamo in presenza di un tessuto insediativo, un tessuto culturale, un patrimonio paesaggistico che non solo è bello, ma è antico e nobile, è identitario, è nostro, siamo noi, d'accordo? Dico, da questo punto di vista Vittorio Veneto è un po' un emblema della nostra regione. Un emblema perché? Perché noi siamo una regione fortunatissima, non ci rendiamo neanche conto quando si parla del boom economico del Veneto. Qualche anno fa il presidente Zai e molti altri dicevano ma noi siamo la regione più ricca d'Europa, la sparavano molto grossa, sapete, perché non è mica vero, se la tirano molto su queste cose qua. Io vi farò vedere quanto se la tirano in realtà su quali sono le vere performance della nostra regione. Vero è che noi siamo una regione estremamente fortunata, questo sì. Qui a Notavo, pensate dal punto di vista agrario, abbiamo una pianura fertile e produttiva. Abbiamo, scusate, mi metto gli occhiali così vedo meglio. Siamo ricchissimi d'acque. Qui a Notavo abbiamo la più grande laguna dell'Alto Adriatico, abbiamo il più lungo fiume d'Italia nel Veneto, abbiamo il più lungo fiume di risorgiva che poi è il Sile, passa per Treviso, abbiamo il lago più grande d'Italia, pensate, abbiamo un materasso alluvionale che se ne sta in alta pianura che è ricchissimo d'acqua e che alimenta tutta quanta la domanda d'acqua a vari utilizzi che c'è. Abbiamo aree coltivate che sono vocatissime per la viticoltura, pensate, basta guardarsi qui attorno, insomma, per l'olivicoltura storicamente. Cioè, abbiamo dei climi che sono submediterranei. Diceva il professor Schusmel, che era un ecologo dell'Università di Padova, diceva che nel Veneto noi troviamo tutti i principali biomi delle zone temperate che ci sono al mondo, nello spazio di 200 km. È una cosa inimmaginabile se ci pensiamo, ma non solo, questo dal punto di vista naturale. Pensate cosa è capitato, cioè la fortuna che abbiamo avuto noi di trovarci qui, proprio in questa posizione geografica, la caduta del muro di Berlino. Noi siamo nel crocevia, uno dei crocevia degli scambi est-ovest. Se andiamo a vedere, lo vedremo, la dinamica della crescita economica del Veneto, vedremo cosa vuol dire essersi trovati in un certo momento in questa posizione. Abbiamo tradizioni da sempre con il Nord Europa per scambi economici, ma inoltre abbiamo beneficiato moltissimo dei flussi migratori dell'est. Qui sapete ci ha tirato su una testa sull'immigrazione, per fortuna che ci sono stati, insomma, per fortuna. Forse per noi saremmo un popolo in declino demografico drammatico. Dal punto di vista agrario, scusate, faccio un riassunto perché poi sono cose che certe volte noi non ci rendiamo conto. Abbiamo 35 prodotti DOP e IGP su 249 che ce ne sono in Italia, abbiamo 26 vini DOC e di OCG, abbiamo 19 strade di vini di prodotti tipici, tanto per andare a parlare di cose agricole, abbiamo
abbiamo sicuramente un patrimonio storico, culturale di gruppo al mondo, abbiamo 5 parchi regionali e un parco nazionale, più un altro che doveva essere nazionale ma l'hanno regionalizzato, di fatto non si è capito bene quello da un po'. Abbiamo 5 siti UNESCO, nel Veneto ci sono 3.782 ville venete censite, ce n'è una nell'80%, almeno una nell'80% dei comuni, è un patrimonio infinito, immane, immenso, non ci rendiamo neanche conto. Abbiamo 4 città d'arte di importanza mondiale. Ecco, questo è il punto di partenza. Questo è il tesoro che noi abbiamo ricevuto in eredità. D'accordo? Questo è il tesoro che noi avremmo dovuto far fortuna. Bene, invece vi voglio parlare adesso di un'altra cosa, di questa cosa che io definisco, cioè la nostra regione in realtà è in difficoltà. Siamo partiti avevamo questo patrimonio, in realtà siamo una regione fortemente in difficoltà dal punto di vista economico. Ogni tanto è giusto dire gente, per fortuna, per tirarci su di spirito, dico sono ripartite le esportazioni, sì, per fortuna che sono ripartite le esportazioni, ma è su tutto il resto che il piatto piange evidentemente. Allora, in questo grafico, che è un grafico che ricostruisce una storia di lungo periodo, anche questo è importante, quando noi ci occupiamo di economia, di territorio, di vita e di quant'altro, in realtà siamo presissimi da quello che è accaduto al massimo 2 anni fa. Abbiamo una memoria cortissima, non ricostruiamo mai la storia. Siamo convinti che quello che conta è quello, come sta andando la borsa di Tokyo stamattina. Quello che è successo ieri in realtà non ce lo ricordiamo più. Eppure il vivi qui adesso è diventato uno sport di moda, insomma, qui adesso immediatamente, tant'è appunto che abbiamo memoria cortissima. Ecco, io vi voglio ricostruire proprio in questo grafico la memoria storica della nostra regione di 40 anni. E la ricostruisco come? Guardando qual è l'andamento della ricchezza prodotta tramite il valore aggiunto, quindi c'è un primo grafico che è quello che vedete in blu, si vede in blu, sì, perfetto, che sta sopra, è l'andamento del valore aggiunto della regione Veneto, e poi invece il grafico che vedete in color fucsia sotto è l'andamento della popolazione della regione. Allora, cosa vediamo? Beh, vediamo che dal punto di vista della crescita economica la nostra regione ha perso nel tempo lo smalto. Allora, anni 70 il Veneto è cresciuto, il valore aggiunto del Veneto è cresciuto del 61%, dall'81 al 71. Negli anni 80, dal 91 all'81 è cresciuto del 30%. Dal 91 al 2001 è cresciuto del 25%, dopo il 2001 è cresciuto dal 2001 al 2011 dello 0,8%. 0,8%. Se guardate bene su quella linea blu vedete che più o meno come valore aggiunto complessivo siamo all'incirca ai livelli in cui eravamo al 2001, poco più, poco meno, anche se poi il conto dobbiamo farlo più correttamente con il valore aggiunto pro capite. Se guardiamo l'andamento della popolazione, vediamo che ha un andamento abbastanza che si discosta. Inizialmente, se vedete il primo periodo, l'andamento è simile, cresce molto la popolazione, cresce anche il reddito, come dovrebbe essere. Poi, negli anni 80, la popolazione passa in un periodo di stagnazione totale, effetto ricchezza, la gente non fa più figli e crollo totale della dinamica demografica nel Veneto. Dagli anni 90, primo flusso migratorio dai paesi del Mediterraneo, della sponda sud del Mediterraneo. Dal 2001 secondo enorme flusso migratorio dai paesi dell'est. Allora, se guardiamo bene questo grafico, possiamo dire che c'è un primo periodo in cui la popolazione cresce come la capacità di produrre ricchezza. Poi abbiamo 2 periodi in cui, un secondo periodo in cui la capacità di produrre ricchezza cresce più della popolazione, ritroviamo nel terzo periodo in cui le 2 dinamiche sono nuovamente simili, e nel quarto periodo invece le dinamiche si invertono drammaticamente. Non cresce più il reddito, la nostra capacità di produrre beni e merci vendibili, beni e servizi vendibili, perché questo è il valore aggiunto, non è una misura di benessere, non in senso stretto almeno, in senso molto lato, ecco. Però il fatto assolutamente incredibile è che in un periodo di stagnazione del valore aggiunto della nostra capacità di produrre reddito c'è stato un boom residenziale, un boom della popolazione. Se noi mescoliamo queste 2 cose arriveremo a capire poi cosa è accaduto per esempio nel settore edilizio, una domanda d'uso del suolo per attività insediative e cose del genere. Scusate, continuo un attimo su queste cose. Ecco.
Potremmo anche dire, beh, in definitiva il Veneto è cresciuto poco, ma tutto sommato è andata male anche a livello nazionale, no? Allora in questo grafico ogni punto corrisponde al rapporto percentuale che c'è tra il valore aggiunto del Veneto e il valore aggiunto italiano. Allora vediamo, negli anni 80, fino più o meno alla fine degli anni 80, cresciamo come il resto d'Italia. Negli anni dal 1986-87 fino al 1998, anzi fino al 95-96, cresciamo più dell'Italia, dopodiché ci mettiamo nuovamente a crescere come Italia. Quindi questo mitico nord-est in realtà non è poi così mitico, o meglio, ha smesso di essere mitico ormai dalla seconda metà degli anni 90, non ha smesso di essere mitico dall'altro giorno. I nostri politici evidentemente si dimenticano di questi elementi fondamentali della nostra economia. Se guardiamo poi il prodotto interno lordo pro capite, che è la misura un pochino più corretta, perché andiamo a vedere come la torta, tra quante persone viene ripartita la torta nel Veneto, beh, vediamo che a 2011 siamo tornati al livello del 96. Guardate che è un salto drammatico dal punto di vista della nostra capacità di produrre reddito, e questo sia perché abbiamo smesso di aumentare la produzione, sia perché abbiamo fatto arrivare moltissime persone dall'estero senza occuparli in attività produttive qualificate. O meglio, è normale che chi viene, che gli immigrati siano occupati in attività produttive meno qualificate. Quello che non è normale è che al contempo i residenti non abbiano occupato le posizioni o si siano dedicati ad attività produttive molto qualificate. Voi sapete, in Italia abbiamo una percentuale di giovani laureati che è molto inferiore alla media europea. Nel Veneto abbiamo una percentuale che è più o meno un po' più bassa di quella nazionale. Capisco quindi perché nella nostra regione a un certo punto arrivano gli immigrati e non si traducono in quello che dovrebbe essere una spinta notevole alla crescita economica. Li abbiamo impiegati in attività a bassissima produttività. Ok, bene, abbiamo visto. Quindi abbiamo un'economia che va in difficoltà a un certo punto. Mettiamola così. Ecco, adesso vediamo come ha reagito il Veneto. Io questa serie di slide la metto sotto il titolo Un territorio sotto assedio, perché come vedremo in realtà nella nostra regione negli ultimi 10 anni, anzi per fortuna ultimamente la cosa si è bloccata, però il territorio è stato realmente sotto assedio. È caduta una cosa che non capitava da 40 anni, atteso che qualcosa di simile sia capitato, ma forse sì. Bene, allora non vi faccio vedere tutta quanta sta tabellona qui. Questa qui è la percentuale dell'uso, o meglio, una misura dell'uso del suolo artificializzato secondo una fonte che è Corinne Lancover, che è l'unico dato ufficiale che abbiamo a livello nazionale, regionale ed europeo, che però sottostima abbastanza, secondo me, le reali superfici artificializzate. Ma insomma, va bene, accontentiamoci, meglio di queste che niente. Vi dico accontentiamoci perché la precedente, allora attualmente noi ipotizziamo, pensiamo che nel Veneto circa il 13-14% del territorio sia artificializzato. Dico il Veneto mettendoci dentro la montagna e tutto il Polesine, quindi la montagna sicuramente in una zona che non si presta per sviluppi insediativi, chiaro, no? Giusto? Quindi mediamente siamo al 13%. Ecco, per dire per quanto tempo siamo stati in un grado di conoscenza del nostro uso dissennato del territorio, il dato con il Cover 2000 ci dava una percentuale di superficie urbanizzata che era del 7%. Siccome non è possibile che siamo passati, che sia raddoppiato in 10 anni, vuol dire che semplicemente la precedente stima era sottostimata del 50%. Ecco, noi abbiamo gestito una delle più grandi crescite insediative della nostra regione, sono tranquilli, tanto è edificato il 7%, mentre era praticamente il doppio. Se andiamo a vedere come stanno le cose nel Veneto, prendo lì i comuni del centro Veneto, allora scopriamo che mediamente intorno al 20% del territorio è artificializzato nella pianura veneta centrale. Se ci spostiamo verso giù, per fortuna, dico per fortuna in Polesine le cose sono molto meno intense, ma il Veneto centrale comprende 250 comuni, cioè, capisci, non è qualcosa, è quella parte che ormai cade una goccia d'acqua e finisce sotto acqua. Non possiamo stupirci se Vicenza finisce sotto acqua, perché basta guardare
con Google Earth cosa c'è a nord di Vicenza e noi comprendiamo perfettamente perché Vicenza può andare sotto acqua. È una urbanizzazione dissennata, dispersa ovunque e comunque. Allora, complessivamente abbiamo utilizzato molto e male il nostro territorio, molto e male. Uno potrebbe dire, beh, questa qui è un'eredità che ci deriva dal passato. In realtà, se andiamo a vedere su alcuni dati presentati dalla Regione Veneto, dicono, beh, la maggior parte dell'attività edilizia risale a prima degli anni '80, cioè la maggior parte dell'artificializzazione risale a prima degli anni '80. Io non sono sicurissimo che questo sia vero, perché le fonti di cui disponiamo, che utilizziamo, non sono comparabili tra loro. Quindi confrontare analisi dell'uso del suolo fatte tramite aerofotogrammetria e analisi dell'uso del suolo fatte con immagini da satellite come con il NetCover è fare un confronto che è sostanzialmente sbagliato, non sono comparabili tra loro. Tant'è che vi faccio vedere questi dati che riguardano la variazione della superficie agricola così come emerge dai censimenti anche qui. Quando si usano i dati dei censimenti agricoli ci vuole enorme cautela, perché i dati dei censimenti agricoli quantificano la superficie in proprietà o in uso alle aziende agricole, non quantificano l'uso del suolo di un territorio. Detto questo, e quindi se noi andiamo a vedere per esempio quello che è accaduto in montagna, beh, vediamo che in montagna in 40 anni sarebbe scomparso il 57% dei terreni agricoli. Questo ovviamente non è possibile, semplicemente che il 57% dei terreni agricoli non viene più coltivato ed è stato abbandonato. In pianura invece i terreni che non sono più coltivati in pianura possono essere dati solo da una parte, possono essere o utilizzati da insediamenti produttivi o insediamenti residenziali o da infrastrutture, non c'è altra possibilità. Bene, guardiamo quello che è accaduto in pianura nel Veneto in 40 anni sono scomparsi, non sono più coltivati 120.000 ettari di suolo. Mettendo dentro anche quello che riguarda la collina, io stimerei più o meno che sono stati artificializzati 150.000 ettari, che vuol dire 1850 metri quadri per 9 abitanti, tanto per avere un'idea di qual è l'ordine di grandezza. E così tanto se vogliamo tradurre, adesso siamo di moda, è molto di moda dire è scomparsa il Veneto, scomparsa l'Emilia Romagna, sono scomparse le Marche, beh insomma tanto per darvi questa superficie produce il pane che mangiano 15 milioni di italiani in un anno. D'accordo? Quindi nel Veneto abbiamo perso la superficie che produce pane per 15 milioni di italiani. Uno dice, vabbè, se vogliamo le case, se vogliamo le fabbriche, ci servono, bisogna portare via terreni di agricoltura. Solo che nel Veneto è accaduto un processo abbastanza interessante che si chiama dispersione insediativa e la dispersione insediativa consuma molto terreno. Per dirvi, la quantità di suolo media per abitante del comune di Treviso è intorno a 250 metri quadri. La comunità di suolo media per un residente nel centro Veneto è più del doppio. Quindi il fatto di aver favorito la dispersione della popolazione dai centri urbani alle zone periurbane e alle zone sparse ha determinato un ingente sovrautilizzo, sovraconsumo del suolo del territorio. Secondo me almeno un terzo di quei 150.000 ettari potevamo risparmiarceli. Uno dice cos'è un terzo? Beh, il pane per 5 milioni di italiani. Speriamo bene che con cambiamenti climatici non succeda nulla. Bene, quanto si è costruito nel Veneto? Quando si è costruito nel Veneto? Anche questa è una cosa, ricostruiamo un grafico di lunghissimo periodo, 40 anni. Tenendo presente una cosa, che a un certo punto l'Istat cambia le modalità di rilevazione e quando un istituto centrale di statistica cambia le modalità di rilevazione noi non possiamo più fare confronti intertemporali così lunghi. Per cui probabilmente quel picco sull'attività edilizia che vedete negli anni 70 non è comparabile in termini di intensità al picco che abbiamo visto adesso, di cui vi parlerò adesso, quello più recente. Perché? Perché all'epoca molti meno comuni dichiaravano correttamente l'attività edilizia, o meglio le concessioni edilizie rilasciate nel comune, e questo fa sì che ci sia stata una sottostima. Moltissime attività oltretutto erano illegali, non erano dichiarate, poi sono state condonate successivamente. Però questo grafico mette chiaramente in evidenza alcune cose. Adesso vi devo dire quello che c'è dentro. Nuovamente abbiamo una linea color fucsia che ci dice i metri cubi che annualmente
i comuni del Veneto hanno rilasciato per la di concessioni edilizie per la realizzazione di fabbricati ad uso produttivo, che vuol dire capannoni, annessi rustici, centri commerciali, aree di servizio, eccetera, eccetera. L'area in blu invece, scusate, la linea in blu ci fa vedere l'andamento per quanto riguarda le abitazioni. Qui abbiamo nuova costruzione e ampliamento. Allora, quello che si vede chiaramente è che ci sono due picchi molto distinti per quanto riguarda le abitazioni, uno negli anni 70 e uno a partire dal 2000, anzi dal 98. Allora, vediamo un po' cosa è accaduto per le abitazioni, linea blu. Grande boom edilizio, enorme boom edilizio, scusate, deve esserci anche enorme boom edilizio negli anni 70, non c'erano i piani urbanistici, però negli anni 70 pochissimi comuni hanno dato di piano urbanistico, crollo drastico dopo il 1978, effetto della legge Bucalossi, probabilmente, la legge che ha introdotto l'onerosità, ha introdotto gli oneri di urbanizzazione, questo ha incrementato il costo di realizzazione delle case di un 20-30% e questo ha determinato un crollo. C'è stato anche l'effetto della legge Ponti, insomma, una serie di follie edilizie, ma insomma hanno portato a questo. Non dico che la legge Bucalossi fosse una follia tutt'altro, si stava costruendo forse troppo, ma però il dato saliente è questo. Dopo un boom edilizio enorme, quello che si è verificato è stato un lungo periodo di calma piatta. Solo dal 1978 arriviamo fino al 1988 con una quantità di fabbricati realizzati nel Veneto, scusate, 1998, sostanzialmente stazionaria, è cresciuta un po'. E pensate un po', abbiamo visto che negli anni 90 la popolazione è cresciuta nel Veneto, è cresciuta a un buon tasso. Ecco, non c'è stata nessuna relazione tra aumento della domanda di cubature ad uso a fini residenziali e nuove persone che arrivavano. Dico questo perché il secondo boom edilizio, quello che è iniziato dopo il 2000, è stato giustificato col fatto di dire abbiamo un sacco di immigrati, dobbiamo fare un sacco di case. D'accordo? I comuni hanno cominciato a guardare al tasso di immigrazione a livello comunale e a fare proiezioni demenziali su quello che potrebbe essere stato la popolazione del futuro, perché prendevano e proiettavano in maniera lineare sul futuro. Questo non si può fare. Vediamo il secondo boom edilizio, vediamo, non siamo arrivati ai livelli record degli anni 70 per quanto riguarda le abitazioni, però sicuramente siamo passati da una media di 10 milioni di metri cubi di fabbricati in cui venivano lasciate le concessioni edilizie ogni anno. Dal 1978 al 1998 abbiamo raggiunto un picco superiore a 17 milioni, vuol dire il 70% in più in un trend storico. Allora io capisco che ci si lamenta che l'edilizia è in difficoltà, è vero che sono in crisi, ma è inevitabile. È come quando diamo gli incentivi all'acquisto dell'automobile, è chiaro che dopo che abbiamo pagato gli incentivi il mercato dell'automobile va in crisi. La gente semplicemente acquista il futuro, non importa il futuro e l'attualità, né più né meno. La cosa più impressionante però riguarda i capannoni. È impressionante perché? Perché nel Veneto non si erano mai costruiti tanti capannoni. Vedete, c'è un trend di lungo periodo, giustamente, è cresciuta l'economia e servono spazi per realizzare i capannoni ad uso industriale. Però non era mai capitato che in un solo anno, nel Veneto venissero rilasciate concessioni edilizie per realizzare capannoni per un importo pari a 38 milioni di metri cubi. 38 milioni di metri cubi, 2000 euro. Dopo vedremo le cause di questa insana follia veneta. E tra l'altro vediamo che in 3-4 anni di seguito abbiamo superato ampiamente tutto quello che era stato fatto in precedenza. Anche qui, dopo il boom, la crisi, anche qui è ovvio, banale, no? Uno potrebbe dire, beh, si è costruito tanto nel Veneto, ma si è costruito tanto in Italia. Anche questo non è vero. Chiudo questo. Si è costruito tanto nel Veneto, non è assolutamente vero. Nel Veneto si è costruito molto di più. Allora, se andiamo a vedere la media delle concessioni edilizie rilasciate dal 2001-2004 nel nord Italia e quella del Veneto, vediamo che nel Veneto sono stati dati concessioni edilizie per realizzare 4.204 metri cubi di case per chilometro quadrato. Nel nord Italia, quindi non stiamo parlando di regioni sottosviluppate,
2602, che è molto molto meno. Per i capannoni lo stesso, 7.791 metri cubi per chilometro quadrato contro 4.612. Saltiamo qui, vi cito solo il dato di Treviso. Allora, a Treviso stando a dati che fornisce la provincia di Treviso, quindi guardate, questi sono tutti dati ufficiali, non è che sono inventati da qualcuno. I dati che fornisce la provincia di Treviso dicono che dal 2000 al 2002-2010 le abitazioni sono aumentate del 24%. 24%, d'accordo? La popolazione è aumentata dell'11%, bisogna che considerare che questo dato dell'11% è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché fa riferimento alle registrazioni su base comunale, si è visto con l'ultimo censimento che in realtà la popolazione del Veneto era molto inferiore a quello che dichiaravano i comuni, quindi probabilmente la popolazione non è cresciuta dell'11%, ma è cresciuta del 10 o del 9%. Gli immigrati quando vanno via non si vanno a cancellare dall'anagrafe comunale, è banale, no? Ma sapete, uno dice sarebbe banale se noi non facessimo le nostre previsioni urbanistiche su questi dati. Questo è preoccupante, questo è veramente preoccupante. Poi alcuni dati interessanti. Allora, abbiamo costruito tanto, ma abbiamo costruito tanto a livello da follia. Io parlo molto, quando siete stufi mi dite, io smetto subito. Pensate che nel Veneto la percentuale di persone che vivono in ville e villini è del 62%, la media nazionale è del 43%. Cioè abbiamo un assetto insediativo, abbiamo favorito un assetto insediativo che è estremamente consumatore di suolo. Poi questo fa passato un altro dato che io non vi ho riportato, ma è questo. Per quanto riguarda la preoccupazione di avere furti in casa, il Veneto è al secondo posto in Italia. E al primo posto c'è la Campania, cioè vuol dire che noi siamo davanti alla Sicilia, con tutto rispetto per i siciliani, alla Calabria, eccetera. Non è possibile che i veneti siano atterriti dal fatto di avere furti in casa. Forse abbiamo favorito un assetto insediativo che si presta a questo tipo di preoccupazione. Poi ci si è messo anche qualche parte politica a lavorare di fondo su queste cose, ma insomma. L'altro dato che è assolutamente sconcertante è che, secondo l'Istat nuovamente, nel 2009 il 64% della popolazione veneta vive in abitazioni che sono sottoutilizzate. È un dato sconcertante. La media nazionale è del 54%, quindi vuol dire che noi abbiamo fatto un sacco di case. Abbiamo anche un sacco di case che non utilizziamo. La regola, il ciclo su cui ci siamo cazzati è più o meno questo. I figli escono da casa, i genitori hanno una casa con standard classico, 150 metri cubi a testa, che vuol dire 150 metri quadri per residente. Questo è il target su cui ci siamo dimensionati. Escono i figli, rimane il genitore solo, i figli ci fanno la casa nuova, stesso target, escono i figli, rimangono i genitori solo e via discorrendo. Nel giro di 3 generazioni noi abbiamo 3 strutture edilizie mezze vuote, inutili, completamente inutili, sottoutilizzate, è uno spreco immane. Dicevo, sulle case ma i capannoni, perché li abbiamo fatti i capannoni? Già vi ho detto prima, abbiamo costruito un sacco di capannoni quando l'economia del Veneto andava in crisi, cioè quando non cresceva più l'industria. Tra l'altro, anche qui, cosa ha mantenuto a galla l'economia veneta dopo il 2000? Beh, non certo l'industria, assolutamente non l'industria. Dice dal 2001-2009 111 milioni di metri cubi di fabbricati per il settore secondario, industria e artigianato. L'occupazione dell'industria nello stesso periodo si è ridotta del 6,4%. Allora, 111 milioni di metri cubi in più a fronte di una riduzione degli attivi del 6,4%. Chi ci è andato a lavorare dentro? Chi ci andrà a lavorare dentro? La ricchezza prodotta dall'industria si è ridotta del 14%. Chi userà sti capannoni? In provincia di Treviso i capannoni sono aumentati del 25%, i magazzini di deposito locali del 59%. Nel Veneto mediamente ci sono 10 aree produttive del comune, in provincia di Treviso siamo a 14. Perché? Insomma, poi infrastrutture, perché pensate alla Pedemontana che così a stime spanometriche solo di impatto diretto dovrebbe portare via il 7,8 km quadrati di suolo, cioè 0,33% dell'edificato regionale. Una sola infrastruttura, una.
una sola, poi con tutti gli effetti che va a livello idraulico, con tutto quello che si tirerà dietro in termini di redistribuzione territoriale della domanda insegnativa, perché se io ho un capannone, poniamo fuori Treviso, o da qualche parte del comune di paese, che è scarsamente servito dal punto di vista viario, della viabilità, appena posso farò domanda a un comune che ha accesso diretto alla pedemontana e mi trasferirò là, è giusto, no? Solo che a questo punto avremo raddoppiato la superficie di capannoni senza raddoppiare la capacità produttiva. Spreco, assolutamente spreco immane di suolo. Allora, perché così tanto cemento nel Veneto in Italia? Perché? Allora, facciamo un piccolo riassunto. Il riassunto è questo: variazione percentuale del valore aggiunto pro capite in Italia, sempre periodo 70, 2009-2010, e attività edilizia. Allora, periodo 70-79 crescono i capannoni e cresce molto il prodotto interno lordo. Vedete la variazione percentuale annuale del valore del prodotto interno lordo, del valore aggiunto, è molto positiva. In certi periodi abbiamo avuto tassi di crescita dell'8, del 9%, tassi di crescita importanti negli anni 70. Dopo il 2000 crescita negativa o tassi di crescita bassissimi. Ecco, è chiaro che invece a questo punto, scolleghiamo Michele, va bene, c'è qualcosa, ripeto, c'è qualcosa che non funziona, c'è evidentemente qualcosa. Allora, cerchiamo di spiegarci perché è successo tutto questo. Prima di tutto, e poi ci tornerò dopo, si è messa a girare per il mondo una grande quantità di capitali che si è trasferita dagli investimenti immobiliari. La borsa entra in crisi già nel 2000-2001, si è rinnescata nella borsa di New York una bolla speculativa immane. Bastava investire $1 e dopo 3 anni te ne trovi 3. Una cosa fuori dal mondo, era una famosa e-economy, d'accordo? Sembrava che tutto quello che avesse a che fare con il web, con la rete, con l'informatica producesse utili a dismisura. Bene, allora, primo va in crisi la borsa, grandi masse di quattrini che non sanno come andare. Naturalmente ci ha messo molto del suo il nostro governo. Allora, cosa ha fatto il governo italiano? Si è inventato, sapete, c'è stato il periodo della finanza creativa, no? La finanza creativa si basa sul principio che non possiamo aumentare le tasse, ma vogliamo aumentare la spesa pubblica. Così è andata in Italia. Siamo l'unico paese al mondo in cui il centrodestra non aumenta le tasse, ma aumenta la spesa pubblica. La logica in sé, Margaret Thatcher insegna che invece, dico Margaret Thatcher insegna perché è d'accordo con lei, ora, che la prima cosa da fare se vuoi fare una sana politica di destra è tagliare la spesa pubblica. Da noi no, finanza creativa. Finanza creativa, scudo fiscale, con rientro dei capitali anonimi dall'estero, tassati pochissimo, voi sapete. Ma questi capitali che rientrano in Italia dove vanno? Se l'economia non cresce, dove li buttiamo questi capitali? Li teniamo là in Canada, poi li riportiamo in Svizzera? Adesso sono nei guai, hanno pensieri grossi, perché la Svizzera ha detto trasparenza totale da dopo domani. Bene. Poi naturalmente continuiamo con la finanza creativa. Cioè Tremonti bis decide di fare una defiscalizzazione dei capitali reinvestiti, solo che, e qui sta il colpo di genio, si vede subito il politico che ha in mano, lui è un avvocato, si capisce subito il grande economista, mette anche tra i settori in cui si possono reinvestire i capitali i capannoni. Allora, io dico, secondo me, se c'è una cosa che manda avanti l'industria è l'innovazione, che si chiama innovazione di prodotto, innovazione di processo. È là che io devo defiscalizzare tutto, d'accordo? Se voglio far ripartire le cose, non sui capannoni. Cosa serve i capannoni? Che innovazione danno i capannoni? Dov'è l'innovazione? Non c'è. A un certo punto tagli ai trasferimenti dei comuni. Naturalmente voi sapete, i comuni si sono rifatti largamente con le concessioni edilizie perché gli serviva per aumentare gli introiti edilizi. Tornerò sul discorso delle banche, concessione di mutui a basso tasso di interesse per lo più variabile, che ha innescato una forte domanda di abitazioni assolutamente fittizia in certi casi, perché molte persone che non avrebbero mai potuto permettersi di accedere a un mutuo l'hanno fatto, perché le banche ti inseguivano con i quattrini,
ti stimavano la casa di più di quello che valeva pur di potertela finanziare tutta. Ci ha messo del suo anche un governo Amato che ha introdotto la possibilità di utilizzare gli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente dei comuni. Mettiamo assieme questo con il fatto che ci sono stati tagli fiscali, a un certo punto pagano i pulmini, dico per assurdo, i pulmini per i bambini che vanno a scuola con gli oneri di urbanizzazione. Non è proprio così, la sto tirando per assurdo. Nel Veneto in più ci abbiamo messo un'altra cosa, che è l'effetto di attesa per la nuova legge urbanistica. Hanno detto a un certo punto, arriverà finalmente la nuova legge urbanistica e sarà una legge rigorosa. Come dire, finora ci siamo divertiti, va bene? Dateci dentro, era la clausola, dateci dentro ancora un po' perché dopo non sarà più così. Tant'è che hanno fatto una legge, l'hanno fatta veramente furba da questo punto di vista, perché hanno approvato la legge nel 2004. Hanno detto la legge entrerà in vigore solamente quando saranno approvati tutti quanti i decreti attuativi e ci hanno messo un anno per far partire effettivamente la legge. Ovviamente in questo anno i comuni hanno largheggiato abbondantemente. Allora, cosa è accaduto a livello italiano ma anche a livello globale? Beh, c'è un autore che ha parlato, scusate, non mi ricordo il nome, ha detto che a un certo punto le nostre amministrazioni hanno inventato una nuova unità di moneta, le nostre amministrazioni comunali hanno inventato il cubo, è una nuova unità monetaria, è una merce spendibile, assolutamente spendibile. Perché dico questo? Beh, è chiaro che la speculazione sui suoli c'è sempre stata, no? Pensate al film di Rosi, Le mani sulla città. Non è una novità che ci sia la speculazione, non è una novità che se io prendo un terreno agricolo e lo rendo edificabile, il suo valore aumenta di 10-15 volte. Questa non è una novità. Quindi le pressioni sulle amministrazioni comunali per avere edificabili terreni agricoli ci sono sempre state, e non che fossero cose positive in passato, ma c'è stato veramente un salto di qualità, un importante salto di qualità. Ripeto, potremmo definire l'invenzione del cubo unità monetaria. Cosa accade a fine anni 90? Qui anni 80, qui Marco Paolini che fa l'attore ma è anche un fine economista su queste cose, ha fatto il suo lavoro su Margaret Thatcher, dice una cosa, dice il thatcherismo a un certo punto, 1989, dopo la metà degli anni 90, cambia radicalmente l'ideologia di chi sta al potere, si fa strada il neoliberismo. In certi casi il neoliberismo è un po' un neoliberismo d'accatto, passatemi il termine, ma questo neoliberismo alla matriciana mi verrebbe da dire in Italia, ma non importa. A partire dagli anni 80 quindi i governi adottano politiche neoliberiste sempre più spinte, che si traducono in 1. Eliminazione di qualsiasi limite alla circolazione di capitali nell'ambito del World Trade Organization. 2. Viene soppressa la separazione tra banche di investimenti e banche commerciali. Messe queste due cose assieme hanno innescato una bomba che poi ha causato riflessi sul territorio inimmaginabili. Dico qui capitali libertà. Quanti quattrini girano per il mondo in cerca di investimenti proficui? Chi li detiene? Chi li gestisce? Allora, cito qui Luciano Gallino, dice una massa enorme di risparmio equivalente a circa il PIL del mondo viene gestito dai cosiddetti investitori istituzionali, fondi pensione, fondi di investimento, compagnie di assicurazione, eccetera, eccetera, che li gestiscono senza nessun vincolo che non sia quello di ottenere il massimo profitto possibile. Non solo il massimo profitto possibile, ma vogliono un tasso di rendimento che sia superiore alla crescita media del reddito di una nazione. Perché? Perché se io non ottengo un margine di redditività superiore a quello medio della nazione, vuol dire che chi mi ha dato i quattrini non sta facendo un buon affare dandomi i quattrini. Ma se il tasso di rendimento che ottengo io dai miei investimenti è superiore al tasso di crescita della ricchezza della nazione, vuol dire che qualcun altro si sta impoverendo, che i soldi che intasco io come reddito da capitale viene portato via dalle tasche di qualcun altro. Questo meccanismo mette in piedi un fenomeno di redistribuzione del reddito e in particolare della ricchezza notevolissimo. Si crea denaro dal nulla. Dice
con il meccanismo mitico delle cartolarizzazioni, che poi sono quelle che hanno determinato la crisi in cui siamo finiti, da cui faremo fatica a venire fuori, almeno noi italiani, c'è una massa, con le cartolarizzazioni hanno inventato moneta per una massa di denaro che è 7 volte il PIL mondiale. 7 volte il PIL mondiale, provate ad immaginare cosa vuol dire togliersi dai piedi sta roba. 240 trilioni di dollari a livello mondiale, scusate, fonte il Sole 24 Ore, cioè nuovamente non è che siano stime fatte così, ecco, benissimo. Si stima che 240 trilioni di dollari a livello mondiale a ogni Stato possono passare dallo stato liquido allo stato illiquido agli investimenti e viceversa. Cioè c'è gente che sposta quattrini alla velocità della luce. Ecco, scusate, vi dicevo all'inizio, dobbiamo capire chi abbiamo di fronte. Ecco, questo è chi abbiamo di fronte. Questo è il che abbiamo di fronte. Dicevo, redistribuzione della ricchezza. Allora, il patrimonio finanziario degli italiani è 2,5 volte il PIL, un altro 3,5%, 3,5 volte il PIL, scusate, sbagliato, per cento, 2,5 volte il PIL. La ricchezza degli italiani, voi sapete, ogni tanto viene fuori sui giornali, 6 volte il PIL circa, di cui però c'è un debito pubblico e qualcosa da togliere del PIL, quindi la ricchezza degli italiani è 5 volte il PIL, più o meno. 5 volte e mezzo. Allora, il reddito degli italiani, com'è la distribuzione del reddito? Il reddito è quello che guadagnano gli italiani annualmente. È ben distribuita? No, è tra le peggiori distribuite tra i paesi OCSE. Cioè l'Italia ha una distribuzione del reddito che è tra le peggiori tra i paesi avanzati. Uno dice perché? Beh, perché abbiamo un forte livello di reddito tra nord e sud, fondamentalmente. E questa è una cosa. C'è un indicatore che si chiama indice di Gini, che serve a misurare il livello di concentrazione di fenomeni economici e sociali. Allora, per la ricchezza, 1 vuol dire che tutta la ricchezza, il reddito è in mano di un signore solo, 0 vuol dire che è equamente distribuito tra tutti. Per il reddito, che ripeto, è tra i peggio distribuiti a livello mondiale, il valore è 0,35. Per la ricchezza, che è data da case e capitali finanziari, il valore è 0,60. Per la ricchezza finanziaria è 0,76. Vuol dire che sono pochissimi quelli che gestiscono una massa enorme di capitali, pochissimi. Il 10% delle famiglie più ricche in Italia detiene il 40% della ricchezza totale. Probabilmente lo stesso 10% detiene una frazione molto molto più alta del capitale che girano. Le banche poi cosa hanno inventato? Guardate che il meccanismo che avevano messo in piedi era veramente fine, avevano inventato il moto perpetuo, grosso modo una macchina da soldi perpetua. Col meccanismo delle cartolarizzazioni cosa hanno pensato? Loro, con i quattrini che noi depositavamo in banca, pagavano gli imprenditori edili, le amministrazioni comunali, gli acquirenti e alla fin fine si arricchivano tutti. Il problema è a chi rimaneva il cerino in mano? Beh, a chi ha acquistato poi questi diritti sui mutui erogati a favore di persone poco ricche. Allora forse è lecito a questo punto chiedersi nell'interesse di chi stanno agendo le comunità. Devo finire. Nell'interesse di chi è accaduto tutto questo? Nell'interesse di chi le amministrazioni comunali continuano a prevedere nuove cubature residenziali e produttive? Nell'interesse di chi? Della popolazione, dei cittadini che ci vivono? Sì, forse in parte le briciole, quello che si vede resa edificabile una parte del terreno di cui è proprietà, ma non è questo. Il problema sono le cose scandalose, le grandi cose che vengono fatte, e mettere mani sulle infrastrutture vuol dire creare motori di profitto e di rendita, enormi motori di profitto. Un traforo è un motore di profitto, è un motore di rendita perché ridistribuisce le aspettative edilizie del territorio, è inevitabile. Dico questo per il caso specifico. Bene, io qui ho altre slide, ma adesso finisco subito. Volevo dirvi questo. Allora, ci possiamo fidare delle amministrazioni? Io dico, le amministrazioni sono rappresentative, sono state elette democraticamente, hanno il diritto di svolgere la loro funzione, sono i rappresentanti del popolo. Però io vorrei farvi riflettere su alcune cose.
Allora, nei sistemi di voto che abbiamo noi attualmente in Italia, innanzitutto chi gestisce tutta la macchina è chi molto spesso può avere una percentuale del 35-40%, giusto, 45%, poi il ballottaggio, va bene, ce la mettiamo, ok? Una cosa. Questo fa sì che ci sia inevitabilmente un baco nei processi decisionali pubblici, è inevitabile, ma il baco è veramente notevole su certe cose. Io rapidamente, perché la democrazia rappresentativa talvolta non è in grado di rappresentare il vero benessere collettivo? Allora, il primo problema sono le soglie di percezione. I cittadini non sanno quanto PM10 respirano, non sanno quanto PM25 respirano, quindi se sapessero quello che respirano, probabilmente farebbero politiche molto molto più intense per contrastare il traffico urbano, farebbero politiche per avere molto molto di più trasporti pubblici, ma c'è una soglia di percezione. Il danno che noi percepiamo è limitato, facciamo fatica a coglierlo. Altro problema importante, non solo c'è, scusate che facevo riferimento a una Camera, ma abbiamo anche il problema dei costi di opposizione. Anche se io scopro che la cosa mi danneggia, per contrastare certi interessi io devo metterci tempo e denaro, devo lanciarmi certe volte, non so, io penso Veneto City ed altre, in cui le popolazioni locali hanno speso un sacco di soldi, in azioni pubbliche, in ricorsi, eccetera, eccetera. E uno dice, chi me lo fa fare? Può capitare perfettamente che i benefici attesi dal risultato della mia opposizione sono inferiori di quello che purtroppo devo spenderci, e quindi rinuncio, nuovamente rinuncio. C'è poi una regoletta molto facile, che non vi starò qui a spiegare l'esempio, ma è banale. Quando io voto uno schieramento, non è che io sono d'accordo al 100% su tutte le politiche con quella gente, sarò d'accordo con la maggior parte delle cose che mi propone. Basta fare un esempietto con 2 numeri per capire che è assolutamente plausibile che su certe cose chi sta al governo in questo momento, chi gestisce l'amministrazione in questo momento, non rappresenta la maggioranza della popolazione. Secondo me è inevitabile. E allora su certe scelte fondamentali, strategiche, su certe scelte strategiche non si può derogare dalla partecipazione. La partecipazione, dico su certe strategiche come un piano regolatore, ma non solo. Secondo me, io penso che dovrebbero essere approvati i piani regolatori col 70% in Consiglio Comunale, come minimo. Cioè, quando decido della vita degli altri, ripeto, non posso fare riferimento alle opinioni di una parte, proprio perché razionalmente si dimostra, ed è facile dimostrarlo, che la maggioranza può non rappresentare gli interessi dei cittadini, ed è quindi giusto andare a sentire cosa pensano i cittadini. È corretto, è democratico, non va contro la regola della rappresentanza, non ci rifacciamo un movimentismo che non porta da nessuna parte, semplicemente cerchiamo di sanare un limite della democrazia rappresentativa, un limite di questa democrazia. Grazie per l'attenzione.